appuntamenti in agenda per giovedì 29 agosto. Per il 170° anniversario della devozione, nel santuario di Nostra Signora della Guardia a Gattorna verrà presentato alle 18 il restauro del quadro miracoloso di Nostra Signora della Guardia. Interverranno la restauratrice Margherita Levoni e Vito Basso. A seguire alle 19 il rinfresco e dalle 21 la commedia in genovese a Valle du Tesou a cura dei Ruspanti. Ultimo appuntamento del Festival Chiavari Lirica 2024. Alle 19 nella chiesa di San Michele di Rialto si terrà un concerto al tramonto dedicato alle ultime opere liriche di Giacomo Puccini. A interpretare testi e musiche saranno il soprano Silvana Froli, il tenore Davide Piaggio insieme all'attore e regista Nicola Fannucchi. L'ingresso è libero. Proseguono le rassegne espositive di pittura Deiva Marina. Nella torre saracena del centro storico in via Gramsci sarà allestita la mostra personale Emozioni umane dell'artista Gala Lipatova. Inaugurazione alle ore 21 alla presenza dell'artista. La mostra sarà visitabile nei giorni 29, 30, 31 agosto, 7 e 8 settembre dalle ore 21 alle ore 23 e domenica 8 settembre anche dalle ore 11 alle ore 12:30. In concomitanza con i giorni di apertura, nella torre saracena sarà possibile visitare anche l'esposizione sui pirati e corsari nel mare di Deiva Marina. Nell'ambito del Moiotic Festival 24, dalle 21 all'Arena Conchiglia di Sestri Levante si terrà l'esibizione musicale del cantautore Ty Segall, che presenterà il suo ultimo album Free Bells. Prosegue a Bogliasco il Festival Ombre di Jazz. Alle 21 in piazza 26 aprile si terrà il concerto del trio maestrale con Filippo Gambetta all'organetto, Fabio Vernizzi al pianoforte e Sergio Caputo al violino.